E tu hai tutto il materiale per fare il sito. Dai, io solo potrei farlo. Perché prima utilizzavo la Ma l'impianto guarda che nessuno non è più cioè tu hai un'università diretta. In cassa, poi una matita quadrata in alto. Spero che siano e dopo quello però ma uno moneta no. Ebbene, questa civica non ha Mio caro amico, gli altri sono tirati. Ma sai, tra l'altro Ciao a tutti quanti, ciao, benvenuti, noi siamo in Meditation e vi tratterremo per circa un quarto d'ora, 20 minuti con un po' di buona musica e poi ci sarà la presentazione del Movimento 5 Stelle. Spero che vi divertiate e che passiate un bel pomeriggio insieme, tutti insieme, grazie. Che non basta mai
Adesso vi proponiamo un pezzo inedito che abbiamo scritto, composto un po' di tempo fa, e si chiama È ora di andare, è un pezzo che parla un po' del fatto che bisogna cominciare a muoversi per cambiare le cose se le cose non vanno bene e che bisogna farlo tutti insieme, se no è difficile. È ora di andare.
Grazie a tutti. Victor. Ciao a tutti e benvenuti al, diciamo noi, tour che è arrivato anche qua a Parra di Soligo. Noi possiamo solo ringraziare tutti per l'organizzazione, qui siamo venuti per far capire cosa vogliamo, le idee del Movimento 5 Stelle. Qui ci saranno presenti e adesso verranno fuori e vi spiegheranno in dettaglio le idee e cosa vogliamo fare e cosa avete sentito che è falso, perché l'informazione è importante e spesso non arriva l'informazione corretta. Quindi eccolo qua con noi Gianni Girotto, che è un cittadino portavoce al Senato, Federico D'Inca, che è un cittadino portavoce alla Camera, e poi ci sarà uno dei candidati, dei tanti candidati del Movimento 5 Stelle, che è Giorgio Burlini. Parleranno per farvi capire cosa stiamo facendo a Roma. Burlini parlerà di cosa faremo in Europa, perché noi sicuramente andremo in Europa, sicuramente cambieremo le cose, perché qua stiamo cambiando la storia, stiamo cambiando con persone semplici, perché qui abbiamo un senatore e un parlamentare che fino all'altro giorno erano persone normali, che avevano un lavoro normale e non avrebbero mai pensato. Siamo ancora normali. Siete normali? Siete ancora normali, però prima non avreste mai pensato di finire a Roma a fare le leggi che servono e che non sempre vi lasciano fare, però molte cose le abbiamo portate a casa, cose per i cittadini normali. Poi parleremo anche della lista di Parra di Soligo, quindi del candidato sindaco, della lista, delle idee che abbiamo per Parra, delle piste ciclabili, per l'acqua potabile, per i gruppi gas, per gli orti comunali, leggi che facciano avvicinare il cittadino, far partecipare il cittadino alla vita comune. Passo la parola direttamente a Gianni Girotto oppure a Federico D'Inca, non so chi vuole parlare prima. Vieni tu Federico. Poi merita l'applauso, merita per tutte le fatiche. Sono qualche decina di parlamentari e senatori che stanno girando tutto il Veneto, non tanto per fare propaganda politica, anche per quello, ma più che altro per far capire le idee, tante cose che parlando con delle persone qua si capiva che non avevano tutte le informazioni corrette. E aggiungo solo una cosa, ci sono laboratori per bambini, là in fondo ci sono delle piantine biologiche di basilico che regaleremo dopo a tutti quanti per passare il messaggio del biologico, per passare il messaggio dell'autoproduzione e quindi dei rifiuti zero. E in fondo di là invece c'è un banchetto con delle cose, degli assaggi che metteremo e potrete assaggiare dopo, tutto rigorosamente biologico, senza pesticidi e naturali. Grazie a tutti. Grazie mille, buongiorno a tutti innanzitutto. Io sono Federico D'Inca, sono uno dei parlamentari del 5 Stelle, io sono tra cui capogruppo alla Camera, famosi perché durano 3 mesi, noi siamo a tempo determinato come capogruppo, vi spiegherò meglio cosa vuol dire essere un capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Io avevo, sì è vero, come ha detto appunto prima Victor, la mia vita è molto cambiata negli ultimi 15 mesi, non avrei mai immaginato l'anno scorso, nel 2012, magari quando mi sono sposato a luglio, di entrare in Parlamento l'anno successivo, cioè di fare un'altra vita, cioè di andare avanti con il mio lavoro. Io lavoravo con 300 piccole e medie aziende, facevo il consulente informatico, lavoravo con tante aziende della Trevigiana, del Bellunese. Io sono bellunese, ho 38 anni e sono felice di poter essere qui oggi e di poter partecipare a questa giornata, che è una delle giornate che stiamo facendo in questo momento all'interno del Veneto per la presentazione di questo tour Veneto
del Movimento 5 Stelle per spiegare un piccolo ritocco alle casse, per spiegare questo innanzitutto, e dopo, sono troppo alto io forse, nella volontà di poter portarvi a conoscenza di quello che sono le nostre idee per l'Europa, un'Europa fondamentale fatta con 7 punti che vi spiegherò successivamente, e di potervi presentare anche dei candidati parlamentari. Io qui oggi ho Giorgio Burlini che vi spiegherà, potete capire, potete incontrarlo, capire di che pasta è fatto, poterlo pesare. Noi lo facciamo perché i cittadini hanno il diritto di avere un'informazione corretta, come appunto ho detto prima, e di poter vivere queste elezioni europee con la massima attenzione possibile, perché sono uno spartiacque tra quello che c'era prima, una perfetta incoscienza di che cosa si votava, rispetto ad oggi invece dove noi possiamo veramente andare a scegliere persone capaci e dall'Europa cambiare questo paese, perché ne ha tanto bisogno, anche perché vi sono tanti bambini oggi qui e sicuramente il futuro delle nuove generazioni passa per quello che saremo capaci di imporre in questo momento in Europa come nel nostro paese. Il capigruppo alla Camera, cosa che vuol dire? Vuol dire affrontare quel luogo un po' segreto, quel luogo dell'ipocrisia, come io lo chiamo, il regno dell'ipocrisia, che è la biblioteca del Presidente della Camera, Laura Boldrini, il luogo dove si incontrano le persone, dove si va a discutere insieme di quello che è la calendarizzazione dei vari decreti che possono arrivare alla Camera, tanto come le proposte di legge, quello che può cambiare la vita dei cittadini. Un luogo dell'ipocrisia perché lì si incontrano i vari Brunetta, si incontrano le Speranza, i migliori, persone che hanno vissuto una vita solamente politica, sì, solamente politica, non hanno forse mai lavorato realmente nella vita quotidiana, hanno vissuto di politica, come anche ha fatto Matteo Renzi fino adesso, vivendo quindi di quello che non deve essere soltanto un momento, un periodo di partecipazione, di condivisione etica nel percorso di un paese, ma come proprio lavoro, una vita fatta nell'essere un politico, di cui noi cerchiamo assolutamente di poter combattere come tipo di ideologia, che è ormai del passato. Noi da tempo condividiamo, non si possa passare questa riga, altrimenti ribomba, abbiamo così la forte volontà di poter così partecipare sul territorio con tanti possibili e futuri sindaci. Noi oggi qui appunto abbiamo la Marina Vercelloni, è una bellissima lista per Farra, e abbiamo la volontà di poter cambiare questo paese anche nei piccoli comuni, come questo, come Farra. Io tra l'altro vengo da un piccolo comune, 4.800 persone, che si chiama Trichiana, è appena di là, ha fatto il San Boldo, tanto per poterci capire. Abbiamo la volontà di poter partecipare in questo Veneto, pensate a 72 elezioni comunali, in tutta Italia ci presenteremo con 597 liste quest'anno. Io mi ricordo nel 2012, quando abbiamo fatto Feltre Belluno, le liste, e c'era Beppe che appunto girava per ogni singola lista, vi erano la bellezza di 72 liste in tutta Italia. Oggi siamo passati ad avere 597 liste e soltanto in Veneto averne 72. È un fattore esponenziale, è un cambiamento che affrontiamo ogni giorno e che verifichiamo con la conoscenza di tantissime persone sul territorio, dove io magari l'incontro oggi stesso, in cui ho potuto conoscere le persone, ma che vi è la sensazione che dal basso cresca il grano, spighe fiorenti che daranno ottimi frutti, e sono queste persone che ogni giorno si mettono in gioco in piccoli comuni per cercare veramente di poter portare il bene del cittadino all'interno delle loro comunità. All'interno di questo regno dell'ipocrisia, io vi raccontavo, si decidono varie cose. Tra l'altro io ho visto passare anche 12 decreti legge mentre facevo capogruppo. Spesso questi decreti sono decreti omnibus, li chiamano, decreti che contengono il buono e il cattivo. Nel femminicidio ci metti la TAV, all'interno delle problematiche casa ci metti l'Expo, come oggi l'ultimo che andiamo ad affrontare la settimana prossima, o altrimenti un decreto che si chiama IMU Banca d'Italia, un decreto dove all'interno di una situazione in cui prevede l'abolizione dell'IMU, ben venga, siamo tutti d'accordo che la tassazione sulla prima casa vada tolta, ti trovi la Banca d'Italia con un regalo alle banche di 7,5 miliardi di euro, che poi sono 15.000 miliardi di vecchie lire, che forse fa più sensazione ancora se le chiami così. E sono soldi della Banca d'Italia, riserve messe lì dai nostri padri, da noi stessi, e sono soldi che vengono presi da questo decreto, in quel caso era appunto a febbraio, e vengono portati all'interno delle casse delle banche private. È un regalo per riuscire a fargli passare i stress test, che si chiamano così, quelli imposti dall'Europa, per cui le banche, se non li passano, avranno un rating minore,
e saranno più indebitate, potranno avere delle perdite, per cui alla fine devi riuscire a stabilizzarle e quindi gli regali gli unici soldi che non potevano toccare, che sono i soldi della Banca d'Italia. Soldi presi attraverso un decreto che alla fine, se non lo legge 5 Stelle, se non si mette lì a scarbatellare le carte, se non mette lì a guardare i conti, nessun altro se ne sarebbe accorto, perché di fatto all'interno del Parlamento non esiste un'opposizione, a parte il Movimento 5 Stelle, gli altri fanno finta. Spesso noi troviamo opposizioni che si chiamano SEL, ma che in realtà sono semplicemente delle stampelle usate dal PD in certi momenti, per poter far sì di avere il numero legale, di avere alcuni passaggi fondamentali per quel partito PD che è fatto da mille correnti. Noi abbiamo protestato. Se a uno di voi rubano dei soldi in tasca, probabilmente almeno protesterà, si arrabbierà, non dico di prendere la botta la persona che ti ruba il portafoglio, ma sicuramente protestare in maniera forte, sicuramente voi lo fareste. Così che noi abbiamo protestato all'interno della Camera, mentre ci hanno preso questi 15.000 miliardi di vecchie lire, e l'abbiamo fatto prendendoci una sospensione. Voi sapete, esiste la famosa tagliola messa dalla Boldrini in quelle giornate. L'ha messa perché diversamente noi eravamo riusciti a far decadere col nostro ostruzionismo questo decreto che ci rubava i soldi. Hanno messo la tagliola, la Boldrini ci hanno accusato di violenza all'interno dell'Aula, quando invece noi abbiamo esclusivamente preso i banchi del governo. L'abbiamo fatto con il massimo dell'essere non violenti, del nostro essere gandhiani, pacifici. Hanno detto che siamo degli stupratori. Se qualcuno del Movimento 5 Stelle si può tranquillamente offendere, perché sono parole oscene utilizzate da un Presidente della Camera quale Laura Boldrini, che non rappresenta, a mio parere e di mio, come tanti altri colleghi, non è un rappresentante, è un servitore dello Stato adatto per il ruolo che deve coprire. Noi abbiamo cercato di portare la conoscenza alle persone, abbiamo preso 370 giorni di sospensione per questi fatti, per i fatti avvenuti nel momento della tagliola, 370 giorni che si sommano altri 370 giorni presi negli ultimi giorni, appunto perché avevamo fatto una nostra dimostrazione contro un gasdotto che vuole essere creato sulle coste della Puglia, si chiama TAP. Questo servirà esclusivamente per diventare di nuovo schiavi del nuovo potere dell'Est, del gas, invece di fare fonti rinnovabili, come vi spiegherà Gianni Girotto dopo. E lì 370 giorni di sospensione, altri 150 presi per poter difendere, salendo sul tetto, la nostra Costituzione, il 138. Alla fine sono 900 giorni di sospensione. Ogni giorno di sospensione vale 206 euro, cioè ad ogni parlamentare vengono tolti 206 euro per ogni giorno di sospensione. Come sapete a noi dei soldi non interessa, noi i soldi li restituiamo. Abbiamo restituito 42 milioni di euro dei rimborsi elettorali, non li abbiamo toccati, non li abbiamo presi, promessa fatta in campagna elettorale, soldi rimasti nelle tasche vostre, nelle tasche nostre, dei cittadini, e saranno utilizzate per poter fare altre cose, mentre i partiti politici, a partire dal PD, li hanno intascati. Il PD ha intascato 45 milioni di euro. Noi abbiamo lasciato una parte dei nostri stipendi, 4 milioni di euro. Io nel corso dell'ultimo anno ho lasciato 56.000 euro ridati all'interno di un fondo per le piccole e medie imprese. Sono soldi che erano nel mio conto corrente, e non vi dico che sia facile premere questi click e ridare i soldi che erano nel tuo conto corrente per un valore di 56.000 euro. Io facevo un lavoro normale prima, non è così facile, però si chiama coerenza. Quando decidi che hai promesso una cosa e le promesse vanno mantenute, le promesse le devi mantenere, e quindi si preme click sui bonifici. Negli ultimi 3 mesi ho fatto, l'altro giorno, due settimane fa, ho fatto 3 bonifici, uno da 7.009, uno da 5.003, uno da 3.008. Sono bonifici fatti al fondo per le piccole e medie imprese. Adesso faremo una nuova restituzione dei soldi il 20 maggio e ridaremo ancora soldi. Promesse mantenute. Io dico questo per potervi definire quanto è la differenza, e infatti a noi il fatto di averci sospeso e non prendere i soldi non è un problema. Il fatto che in questa maniera loro vogliono depotenziare la nostra forza all'interno del Paese, danno delle commissioni perché non possiamo andare a votare e non possiamo essere presenti in aula. Questo in realtà vogliono depotenziare il Movimento 5 Stelle perché è l'unica opposizione, l'unica fiera opposizione che si oppone agli intralazzi che stanno facendo all'interno dei palazzi del potere. Questo per dirvene una. Io ho firmato l'impeachment a Giorgio Napolitano,
di mio pugno, ma io, se vi dico la verità, mai avrei pensato di fare una cosa del genere. Non è un passaggio fondamentale, è una responsabilità grave. Quel giorno era una mattina, l'ho firmato perché era una cosa corretta da fare, l'avevamo promesso, e bisognava firmarlo a nome di tutto il gruppo parlamentare, si intende, perché questo Presidente della Repubblica non è il nostro Presidente, non è un Sandro Pertini, è una persona che ha profondi interessi, ha fatto cancellare delle sue dichiarazioni ascoltate attraverso il telefono, in cui parlava dei gravi atti degli omicidi di Stato, di Falcone, di Borsellino, è stato nominato per 2 volte Presidente della Repubblica, non c'è scritto da nessuna parte che non lo puoi fare, ma nessuno si è mai permesso. È dal 1953 che Presidente della Repubblica, che bastica, scusatemi, tra deputato, senatore, Ministro degli Interni e quant'altro, all'interno di Montecitorio, del Senato e del governo di questo Paese, dal 1953. Noi abbiamo deciso di poter mettere il stato d'accusa. Credo che non sarà incredibile come le campane suonano in un atto particolare. Le lasciamo suonare giustamente. Non è facile, ma ci proviamo lo stesso. Io ho visto passare Matteo Renzi, adesso le campane avrebbero finito di suonare su Matteo Renzi. Matteo Renzi che io l'ho visto come un ambizioso. Avete fatto qualcosa del parroco contro negli ultimi tempi? Il parroco, è Don Brunone. No, sì, è Don Brunone, vero? Che tra l'altro Don Brunone era il parroco di Trichiana fino a poco tempo fa, quindi era il mio parroco. È un saluto questo, è un saluto. Adesso ho capito. Io ringrazio Don Brunone di questa scampanata che ci voleva. Dopo vi spiegherò anche perché le campane sono fondamentali e le vorrei sentire suonare in un'altra giornata, ma ve lo spiego dopo. Renzi è arrivato alla Camera come così, per quanto riguarda il PD, come un terremoto, come un maremoto. È arrivato ambiziosissimo, prima è diventato Presidente
del segretario del partito del PD, e dopodiché tra un Matteo, un Enrico Stai Sereno e tra quelle sue falsità che ha raccontato più volte cercando di poter tranquillizzare Enrico Letta, che tra l'altro è il terzo presidente del Consiglio scelto da Giorgio Napolitano. Abbiamo avuto Mario Monti, abbiamo avuto Enrico Letta, abbiamo avuto Matteo Renzi adesso. Nessuno scelto attraverso il voto popolare, ma attraverso la volontà di un Presidente della Repubblica. Una persona altamente, io lo continuo a dire, ambiziosa. Io l'ho visto da vicino il giorno con Beppe Grillo era al suo fianco, la divisione era questa, dovevamo entrare, Beppe poteva fare una parte iniziale di incontro in cui parlavano in maniera generale, poi se vi erano delle problematiche tecniche su alcuni temi, su alcuni decreti passati, abbiamo parlato io e Di Maio appena a sinistra di Beppe e io più verso la parte delle telecamere. Questo era un po' quello che ci avevamo messo in testa. Siamo entrati, abbiamo trovato Matteo Renzi, il quale ci ha detto: guarda, io non sono intenzionato a fare con voi nessun tipo di discorso, quindi così sembrava appunto che ci dicesse che era un breve saluto. Beppe sapete che non è che se ne manda a dire, non è una persona che c'è il grigio, non esistono le sfumature di grigio, o è bianco e nero. Nel momento in cui ha ricevuto una parte iniziale ci ha messo circa 9-10 minuti, secondo noi, facendo una riflessione successiva ci ha messo fin troppo tempo a salutarlo, lo ha salutato e poi siamo usciti. Questo è l'iter. Gli ha detto tutte le cose che pensava e io ritengo che abbia fatto benissimo da parte mia. Matteo Renzi è arrivato perché vi erano da nominare 600 nuove poltrone fondamentali e importanti per questo Paese, ha messo Marcegaglia come amministratore come presidente dell'ENI, ha fatto alcuni cambiamenti ordinati chissà da dove, chissà da chi, e quindi ha fatto tutte quelle cose che andavano fatte in un momento in cui Enrico Letta non aveva né la forza probabilmente né le idee. Poi tornava da un viaggio negli Emirati Arabi, forse chissà voleva cambiare alcune forniture del gas che non andavano bene ai grandi poteri forti che in realtà governano questo Paese. Matteo Renzi, voluto da De Benedetti, e come sapete non viene assolutamente maltrattato né da Repubblica né dall'Espresso. Matteo Renzi, che ha la forza d'urto di tutti i media a suo favore, quindi può raccontare tutte le balle che vuole, avrà sempre un telegiornale a disposizione e avrà sempre qualche trasmissione di qualche supino conduttore che vuole riuscire ad avere uno spazio in un futuro all'interno della RAI o di qualsiasi televisione anche privata. Matteo Renzi, che va a fare gli accordi con Berlusconi, che si trova al Nazareno. Berlusconi non era mai riuscito ad arrivare così all'interno del PD, io credo. Ha fatto gli accordi per una rivoluzione al Senato, una rivoluzione per quanto riguarda la riforma elettorale, sempre con un grande burattinaio sopra che si chiama Giorgio Napolitano. Questo è quello che si vede, che si percepisce. La gente forse non ne percepisce il funzionamento del sistema, i famosi 80 euro. 80 euro arriveranno nelle tasche degli italiani, ad una parte, non a tutti. E questa parte è una sorta di marchetta elettorale, vi do 80 euro in maniera tale che voi votate il PD, Matteo Renzi. La verità dei fatti è che benvengano questi soldi, nessuno li mette in dubbio, benvengano se sono puliti, se sono netti, se sono attraverso una diminuzione degli sprechi, se c'è un cambiamento radicale delle politiche in questo Paese. Il problema grosso è che questi soldi vengono da dove? Così, con una mano te li do e dall'altra te li tolgo attraverso l'aumento della Tasi da 1,5 miliardi a 3 miliardi, ti arriva attraverso l'armonizzazione delle detrazioni del coniuge a carico, magari le persone che hanno un coniuge a carico perderanno 65 euro. Alla fine non ti resta niente in tasca, sembrava di avere 80 euro, in realtà alla fine dei conti ne hai persi molti di più attraverso una tassazione locale o una tassazione indiretta. Questo per dirvi come funziona il sistema in questo momento. Noi abbiamo un'altra visione, una visione diversa. Noi siamo quelli che hanno cercato di poter portare piccoli cambiamenti all'interno di questo Paese, e oggi arriviamo a una data fondamentale importante, la data del 25 maggio, le elezioni europee. Noi abbiamo un progetto in testa di portare persone consapevoli e capaci all'interno dell'Unione Europea. Perché? Perché da lì vengono l'80% delle direttive, cioè l'80% delle leggi fatte in Italia seguono direttive dell'Europa. Se tu non proteggi l'Italia dall'Europa, questo Paese soffre. Abbiamo sempre sofferto. Abbiamo sofferto perché in Europa avevamo delle persone che si chiamavano Mastella, De Mita, avevamo Ciarrapico, Gardini,
i Vasanicchi, persone che hanno mandate in Europa perché sono per alcuni erano portatori di voti, altri avevano segreti che non potevano essere detti e quindi l'unico posto dove poterli mettere senza che gli italiani se ne accorgessero era l'Europa. Questo è. O mandi delle spighette per l'allodere come i Vasanicchi, persona che magari è rimasta nei cuori di una fascia di popolazione e quindi ti porta dei voti. Io lo dico sempre, i Vasanicchi mi perseguita, è una vita intera che me la trovo alle costole, ormai sono stufo e vi spiego perché. Mio padre aveva una Giulietta 1003 color crema, mangianastre all'interno classico, cassettina rossa messa in un pianale centrale, lo estraeva ogni volta che si saliva in macchina, metteva la cassettina, lato B, quarta canzone, prendi questa mano zingara. Ho fatto l'infanzia con prendi questa mano zingara, l'infanzia. Poi arrivo nel 1990, ci sarà qualcuno nato negli anni 70 qua, o inizio anni 80, perfetto, quando era il 1990-91, alle 5 del pomeriggio mi pare che fosse, non me lo ricordo più, c'era Ok prezzo giusto, e c'era i Vasanicchi, 2014 sono in piazza Farra, lo dico in ogni piazza perché lo dico ovunque, va bene, e c'è ancora i Vasanicchi. Tanti pensano che sia Berlusconi che vivrà 120 anni, va bene, e invece è i Vasanicchi, è lei la grande, il manipolatore, è soprannapolitano ormai, è dall'alto, lei comanda in questo paese qua, i Vasanicchi. Ma riusciamo a mandare persone capaci all'interno dell'Europa, persone che abbiano la voglia e il desiderio di poterlo cambiare veramente questo paese. Allora bisogna riuscire a dargli una mossa. Adesso io stavo scherzando, povera Iva, ha fatto del bene a tanti, adesso se facesse il bene a noi e decidesse di andare per la sua strada sarebbe oro che cola, ma probabilmente non lo vorrà fare. Allora cerchiamo noi di dargli la possibilità di andare in pensione, di andare in pensione a Mastella, a queste persone qui. Magari pensiamo al nostro programma fatto i 7 punti, programma ambizioso, no, l'ambizioso era quando ti portavano l'ulivo, papelli, blocchi di cemento armato alti così, che contenevano il tutto e il niente, il loro programma, mi ricordo il 2006, dopo non viene fuori assolutamente nulla. Parlavo ieri sera, ci siamo fermati in un bar prima di arrivare a Domegge, una signora mi fa: io voterò ancora Silvio Berlusconi. E io ho detto: va bene signora, perfettamente, lei ha sicuramente ragione, mi dite soltanto una riforma che ha fatto Silvio Berlusconi. La signora rimane in panne, mi guarda, non lo so, signora non ha fatto niente, sono 20 anni che ci martella, va bene, e non ha fatto niente. Quindi alla fine la signora ha detto, dopo 10 minuti di conversazione, che questa volta provava a votare il Movimento 5 Stelle, quindi ci siamo fermati a bere un caffè e sicuramente ha avuto veramente la fortuna di far cambiare rotta ad una persona e ne sono veramente felice. Però ogni persona è teleguidata dalla televisione. Noi invece proponiamo 7 punti fondamentali. Il primo è la gravità del nostro paese in questo momento, non avere delle persone di riferimento che hanno veramente il coraggio di battere i pugni sul tavolo. Questo è sicuramente un passaggio fondamentale. Io ricordo che la Grecia rappresenta il 2% del PIL dell'Europa, la Germania con i residui delle tasche, va bene, con quello che lei faceva, risolveva il problema Grecia, non ha voluto farlo per creare un'infezione. Allora noi vogliamo avere veramente questi eurobond che siano spalmati, la Grecia pagherà il debito pubblico che paga la Germania, e qui gli interessi parlo io. Noi vogliamo degli accordi per i paesi, gli accordi per quanto riguarda i paesi del Mediterraneo, noi siamo simili, Portogallo, Spagna, Grecia, Francia, bisogna fare degli accordi per riuscire a contrapporci al blocco continentale, che è il blocco dell'Olanda, della Germania, che governano in questo momento l'Europa e non fanno il bene di tutti i cittadini d'Europa, ma dei loro cittadini. Noi vogliamo degli investimenti in agricoltura, ma agricoltura sostenibile. Io so delle problematiche legate ai pesticidi e fitofarmaci utilizzati all'interno delle vostre comunità, tra un po' svalicheranno e arriveranno anche dall'altra parte. Nessuno mette in gioco che l'importanza dell'agricoltura, però è chiaro che dobbiamo riuscire a sopravvivere e vivere bene con l'agricoltura. In questo momento questo paese importa il 59% del pomodoro, il 40% del grano per il pane, il 40% del grano per la pasta, importa prodotti come latte, frutta, verdura, carne che attraversano il confine e magicamente diventano Made in Italy, ma non sono cresciuti qui, non sono nati qui. Questo non è Made in Italy, è speculazione. Noi vogliamo incentivare il valore agricolo di questo paese. Noi vogliamo che il 3%, il famoso debito PIL, possa essere esplorato per innovazione, ricerca, è un fattore fondamentale. Se vogliamo che i nostri giovani possano avere un lavoro, non possono combattere su alcuni lavori che sono simili a altri lavori fatti in giro per il mondo, dove hanno
hanno manodopera a un costo bassissimo. Non riuscendo a intervenire in quella parte, alziamo la tecnologia nostra, i nostri giovani che sono disoccupati al 43%, vi sono 3.300.000 persone che non lavorano, 2,5 milioni che non cercano nemmeno più posti di lavoro. Quando una persona non lavora è una persona fortunata in questo momento, ed è sicuramente un qualcosa da deve essere combattuto con degli investimenti, innovazione e tecnologia. Io dico spesso, un giorno prenderemo un telefonino, che già questa cosa qui è qualcosa che inimmaginabile fino a 5 anni fa, 6 anni fa, va bene? Probabilmente faremo uno screening, io ti guarderò così, ti farò una verifica, dirò guarda è un male là, ma ti do questa pastiglia qua e ti curerò, e tu sarai curato. Questa è tecnologia, questa è innovazione e ricerca, ci sono 1000 modi di poter cambiare il mondo in una maniera diversa, però occorre fare degli investimenti, un volano, ecco perché non vogliamo, il sesto punto, il pareggio di bilancio e Costituzione, perché in alcuni momenti, come nel 29, quando c'era Keynes e c'era Roosevelt, tu devi avere la possibilità di poter dare un volano iniziale che produce una ricchezza che è maggiore, l'interesse della sua ricchezza è maggiore all'interesse del debito che tu produci, e questo è un volano. Sono 6 punti semplici, 6 punti fondamentali per riuscire a cambiare questo Paese. Il settimo punto, erano 7, è un referendum consultivo sull'euro, perché se noi andiamo in Europa e non vogliono cambiare l'Europa battendo i pugni sul tavolo e cercando veramente di poter cambiare, noi diciamo ok, noi facciamo con il popolo italiano un referendum, gli spieghiamo le cose buone e le cose cattive, e se decidiamo insieme di uscire dall'euro si esce dall'euro. Questo vuol dire avere una visione di insieme. Sarebbe troppo facile fare populismo come fa la Lega, che dice no euro e basta. Bisogna riuscire a capire se riusciamo a trasformare questa Europa negli Stati Uniti d'Europa. È questo il valore fondamentale, diversamente è meglio che torniamo alla nostra lira. Questa è la concezione del Movimento 5 Stelle. Noi in Europa vogliamo portare persone capaci, e chiamo vicino a me Giorgio Borlini. Noi abbiamo scelto Giorgio come altri 12 candidati della circoscrizione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna attraverso 4.500 curriculum vita. Io, di 13 persone che sono candidate oggi, ne conoscevo 11. Io non sono il capo bastone di nessuno, io non mi sono messo in una segreteria insieme a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio a scegliere loro, li hanno scelti i cittadini in rete, 90.000 persone, avremo avuto click, hanno visto il suo curriculum vita, il suo video va bene, e da lì è deciso che Giorgio Bollini poteva essere un possibile candidato. Bene, fatto questo, abbiamo fatto 73 persone in Italia, di cui stranamente senza quote rosa, stranamente 37 uomini, 36 donne. Fantastico. Noi non siamo come il PD che devono mettere 5 capoliste donne. 5 capoliste donne. Specchietti per le allodole che servono esclusivamente perché così le persone pensano al capolista e donna. Poi c'è la Moretti, c'è la Pina Picerno, ci sono persone che fanno già i parlamentari. E quindi tu hai pensato di mettere all'interno del Parlamento persone che facevano 5 anni parlamentari, e invece te le trovi ad essere europarlamentari. Il massimo è la Serracchiani, 2008 consigliere provinciale a Udine, 2009 diventa così perché andava a Ballarò e lì è il rampa di lancio per il pidino medio che vuole fare carriera, tac, arriva in Europa, dall'Europa faceva ancora Ballarò e quindi tac, salto di qualità ancora e diventa presidente di Friuli Venezia Giulia. Tutto questo in 5 anni, ma il primo che gli ha detto beh io la mando a fare il consigliere provinciale ad Udine perché ho la problematica del torrente della scuola secondaria, si trova ad avere una persona che ha fatto tutt'altro nella vita, ha fatto soltanto politica, televisione. La differenza nostra è che quando una persona, un consigliere comunale, un sindaco, un deputato, un consigliere regionale fa quel suo ruolo per 5 anni, fa quello punto e basta, non fa altro, e lo fa per 2 mandati, si chiama coerenza, è la differenza che porta, che mi permette di venire qui in piazza e di poter dire queste cose con felicità. Allora io voglio dare la parola a Giorgio che darà il suo curriculum vita, la sua visione d'Europa, le sue idee e quello che ha potuto conoscere in tanti anni di studi in Italia e all'estero. Grazie mille Giorgio. Grazie Federico. Dov'è che mi devo mettere esattamente? Perché non fischi? Mi fermo. Perfetto, devo stare qui, immobile, con un sole pazzesco. Speravo che ci fosse un cappellino a 5 stelle, ma ho visto che li avete venduti, mi hanno detto li abbiamo venduti tutti. È un buon segno, questo è un buon segno. Una volta prima di vendere i cappellini ce ne mettavamo. Buonasera a tutti, sono Giorgio Burlini, ho 45 anni, sono di Padova.
Nel 1997, dopo la laurea in economia e commercio, sono andato a studiare a Londra, mi sono specializzato in tecnologia e marketing e ho lavorato lì per 13 anni. Poco prima di ritornare in Italia ho fondato una start-up, l'equivalente di quello che in Italia si chiama una SRL, mi è costata 25 sterline, l'ho aperta in un giorno e quando sono andato a fare l'autentica della firma il notaio mi ha chiesto 5 sterline e non sapevo neanche se le avevo, no scherzo, questo è per darvi un'idea di quanta strada noi dobbiamo fare ancora per creare nuove aziende, per dar lavoro e per quanto sia importante invece di spendere soldi in burocrazia, in notai eccetera eccetera, dobbiamo investire i soldi nel lavoro stesso. Sono ritornato qui nel 2010 a Padova, ho conosciuto il Movimento 5 Stelle quando stavano facendo le regionali con David Borrelli e ho cominciato a fare attivismo come cittadino. L'anno scorso sono diventato collaboratore parlamentare al Senato di un senatore del Movimento 5 Stelle e ho cominciato a lavorare in Commissione Bilancio, era la prima commissione che noi abbiamo avuto. E lì il primo documento che noi abbiamo analizzato è un documento molto grande, si chiama Documento di Economia e Finanza, DEF, di cui tanto si parla adesso in questi giorni perché ogni anno ad aprile il governo deve approvare questo librone. In questo libro c'è scritto tutto quello che succederà in Italia o che il governo pensa che succederà in Italia. Bene, allora un mese fa il governo dice a tutti quanti guardate, ecco questo qua, questo è un bel libro, questo è un bel libro bianco e nel libro bianco noi scriviamo che l'Italia crescerà nel 2014 dello 0,8%. Perché questo dato è importante? Perché lo 0,8% significa che loro fanno una serie di calcoli sulle tasse che dopo riceveranno e quindi sui soldi che possono spendere per i cittadini, per i comuni, eccetera, eccetera. Un mese dopo, cioè l'altro ieri, notizia del giornale, su tutti i giornali, l'Istat viene fuori e dice attenzione, il PIL dell'Italia è almeno 0,1%. Quindi voi capite che nel giro di un mese tutte le previsioni che hanno fatto sono state smentite. Questo è un colpo gravissimo per noi, un colpo gravissimo per Renzi che lui ha tentato di rimbalzare e ha detto ma noi cresciamo lo stesso. Beh, cresciamo lo stesso, se c'è scritto meno 0,1 non sei cresciuto, sei calato. Lui ha fatto anche un'altra affermazione molto forte, dirà beh ma non preoccupatevi, io non farò nessuna manovra in più. Infatti un po' è vero che non la farà, nel senso che le manovre sono già scritte all'interno delle leggi che lui ha fatto in precedenza, lui e Letta hanno fatto in precedenza. Si chiamano clausole di salvaguardia e scattano automaticamente quando certi parametri non sono rispettati. Quindi lui non deve neanche alzare carta, non deve fare niente, non deve neanche dirvelo in TV o quando va da amici o a Ballarò. Automaticamente cominceranno a fare tagli aggiuntivi perché le previsioni sono sbagliate. Ma come siamo finiti in tutto questo? Sembra un incubo, no? Abbiamo tutti questi vincoli, ne ha parlato Federico prima. Allora, la storia è un po' particolare perché voi dovete sapere che l'Europa nasce su un principio molto semplice. L'Europa nasce sul principio della comunità economica. Che cosa vuol dire? Nel dopoguerra, dopo che ci siamo massacrati per centinaia di anni, i francesi e i tedeschi hanno detto vabbè adesso mettiamoci d'accordo, troviamo un accordo. Hanno messo in comune le risorse, la comunità economica del carbone e dell'acciaio. Carbone e acciaio. Per centinaia di anni si erano massacrati per il carbone e l'acciaio. Allora hanno detto va bene, li mettiamo in comune. Vedrete che se li mettiamo in comune un po' alla volta diventeremo amici. E così è successo perché nel tempo i paesi europei si sono avvicinati e non si sono più fatti le guerre. Con questo stesso principio identico, cioè di fare prima accordi economici e poi politici, è nato l'euro. Cioè l'euro è nato dicendo così, intanto mettiamo in comune una moneta e dopo faremo un'unità politica. Però l'euro è una moneta, non è una merce. Essendo una moneta, ha bisogno allora di regole particolari per restare in piedi.
Ed ecco che si sono inventati i parametri di Maastricht, quei famosi parametri di cui diceva Federico prima e che vi ripetono ogni giorno in televisione. Il 3% del deficit PIL e il 60% del debito PIL. Solo rispettando questi due parametri l'euro può rimanere in piedi. Questo dice Maastricht. A completare il quadro c'è il patto di stabilità, che voi conoscete benissimo perché influenza il vostro comune, che riguarda l'indebitamento di tutte le amministrazioni italiane, che mediamente devono essere entro un certo livello. Quindi anche se voi siete ricchi, avete un comune ricchissimo, non potete spenderli perché qualche altro comune da qualche altra parte d'Italia è indebitato. E allora la media deve essere quella e quindi neanche voi potete spendere, non possono spendere loro, non potete spendere voi. Bene, queste sono le premesse. Allora a questo punto voi mi direte, vabbè, ma se noi siamo entrati nell'euro significa che rispettavamo i parametri, se li sono inventati loro, ci hanno detto che dovevamo, questi sono i parametri. Ecco, noi non rispettavamo i parametri. Nel 1996-97, quando siamo entrati nell'euro, sostanzialmente quando siamo arrivati nella parte finale dell'euro, noi avevamo un debito PIL che era molto superiore al 60%, era il 110%, e un deficit PIL che era al 7% anziché al 3%. Allora che cosa facciamo? Facciamo un trucco contabile, questo non lo dice Giorgio Burlini, lo dice il Financial Times lo scorso anno, che spiega come con un trucco contabile Draghi, che allora lavorava al Tesoro, è passato improvvisamente dal 7% al 3%, quindi magicamente i nostri conti erano a posto. Entriamo dentro nell'euro. Questa di per sé non è una notizia enorme, perché voi sapete che gli italiani sono furbetti e quindi magari un po' i conti li truccano. Infatti la notizia non era questa, la notizia vera è che Francia e Germania erano a conoscenza di questo trucco. Allora io mi chiedo, se sono stati stabiliti dei parametri e sono stati stabiliti perché il sistema stia in piedi e tutti sapevano che noi non rispettavamo i parametri e non rispettando i parametri avremmo reso l'euro instabile, perché ci hanno fatto entrare? Che senso ha far entrare un paese che rende il sistema instabile? Perché? Beh, la risposta che io mi sono dato, ma non solo io, è molto semplice, perché noi eravamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, subito dopo la Germania, e soprattutto noi produciamo beni che sono molto simili a Francia e Germania. Quindi noi non potevamo rimanere fuori dall'euro, perché se noi fossimo rimasti fuori dall'euro 3, 4, 5 anni, quello che era necessario, noi continuavamo a fare competizione diretta a Francia e Germania. Benissimo, allora noi entriamo forzatamente nell'euro, tutti gli altri lo sanno, fanno finta di niente, e qual è stato il risultato? Il risultato è che il paese non era pronto per entrare, non rispettavamo i parametri, non eravamo pronti, e il risultato è che loro ci hanno messo praticamente un vestito più piccolo della nostra taglia. Praticamente voi avete una L e invece vi danno una M. Che cosa succede? Succede o che vi muovete e spaccate la giacca, oppure che dovete dimagrire 10 kg. E questo è quello che è successo a noi. Noi abbiamo perso il 25% della nostra produzione industriale. E il Signore mi dà ragione. Sto dicendo bene. Quindi di conseguenza noi perdiamo il 25% della nostra produzione industriale per rispettare i parametri di Maastricht. Allora, vedete, loro possono insultarci, possono dire che siamo ignoranti, che siamo grillini, ce ne dicono in tutti i colori. Ho avuto un confronto la settimana scorsa con i capigruppo degli altri partiti, c'era la Gardini, c'era Frigo, c'erano tutta questa gente qua, no? Politicanti di lunga data, e loro sono lì che mentono, che insultano, che dicono voi volete distruggere, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo distruggere, noi vogliamo ricostruire quello che voi avete distrutto. Voi ci avete portato in una situazione in cui non eravamo pronti, ci avete ingannato, lo sapevate, lo sapevano quelli che c'erano prima e lo sanno quelli che ci sono adesso. Voi continuate per questa strada,
Continuate con questa austerità imposta dalla Germania e qual è il risultato? Il risultato è che il Paese non sta facendo un passo avanti, ma solo passi indietro. Allora vedete, se noi adesso andiamo a chiedere delle cose in Europa, non è che ce le siamo inventati. Abbiamo fatto degli studi, abbiamo guardato com'è la situazione e abbiamo detto no signori miei, queste cose voi ce le dovete, non è che ce le siamo inventati. Perché lo dobbiamo fare adesso? Non dobbiamo aspettare. Perché vedete, qualche anno fa, quando c'era la crisi della Grecia, molto del nostro debito pubblico era in mano a banche straniere e tutti se la facevano sotto, perché se l'Italia saltava, saltavano metà delle banche europee. Allora cosa si sono inventati? Hanno prestato un po' di soldi alle banche italiane e hanno detto ricomprate il debito italiano che è in mano a banche straniere, ricompratelo. E così le banche hanno fatto, le banche nostre sono piene di debito italiano. Adesso, prima il 50% del debito era in mano a banche straniere, adesso solo il 25%. E questa dimensione, questo 25% in mano a banche straniere, si sta riducendo di giorno in giorno. Cosa pensate che succederà quando tutto il debito italiano sarà in mano italiane? Che a quel punto ci possono dare un calcio, vabbè, in quel posto lì? Perché l'unica leva che fa muovere l'Europa nei nostri confronti è la leva economica, ve l'ho spiegato prima. Tutta l'Europa è basata su un principio economico, non su principi politici, su principi economici. Quindi l'unica cosa che muove questa gente sono i SKEI che hanno in tasca. E allora questa è l'ultima possibilità che noi abbiamo per far leva su questi soldi che sono ancora in mano a banche straniere, e noi dobbiamo andare là e dire se voi non cambiate le regole noi ce ne andiamo via e vi tiriamo via con noi. Chiaro? Chiaro, limpido. Federico, finisci? Ah Gianni. Vieni Gianni, dai. No, guarda, quello che dovevo dire io l'ho detto. Vi ho spiegato perché dovete votare noi, vi ho spiegato perché dovete votare adesso e vi ho dato delle motivazioni razionali. Queste non sono motivazioni di pancia, quelle lascia Beppe perché è lui che è bravo a fare questi discorsi. Io sono più tecnico, esatto, anche se quando sono sul palco urlo come lui. Bene, vi ringrazio, lascio il microfono. Gianni Girotto, senatore di Treviso, grazie mille Giorgio Burlini, candidato europarlamentare. Gianni detto il Grasso, per gli amici. Cosa vi canto? No, a me hanno detto che venivo, facevo una canzone, andavo via. Lo so, no. Tu non devi cantarci delle energie rinnovabili. Tu non mi toccare Iva Zanicchi, per favore. Lo so che tu hai l'età simile a Iva, ma... Tra l'altro. Vabbè. Mamma mia. Allora, la prima cosa che ci tenevo a dirvi, no, se voi vi sedete a un tavolo da gioco, la prima cosa volete accertarvi che tutti i giocatori seguono le regole. Se vi accorgete che uno di quelli non segue le regole, presumo che vi facciate una certa idea dello stesso. Bene, allora sappiate che da diverse legislature il nostro governo non segue le regole, perché la Costituzione dice che i decreti legge si devono usare solo ed esclusivamente in caso di urgenza. La Costituzione è stata scritta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cui per urgenza si intendeva naturalmente guerre, terremoti, alluvioni, catastrofi naturali. Quindi il decreto legge deve essere l'eccezione e sempre la Costituzione dice che tu devi andare a decretare esclusivamente su quella situazione di emergenza. Per cui se viene, faccio un esempio, un terremoto nell'Irpinia, io devo decretare solo qualche misura urgente per quella situazione. Da molto tempo perché decreta continuamente
e su qualsiasi cosa, su qualsiasi cosa. Questo è stato il meccanismo che hanno trovato di una semplicità, un uovo di Colombo eccezionale per paralizzare il Parlamento, esautorarlo, svuotarlo dei suoi poteri, per cui voi ci pagate, me e Federico, per fare molto poco, per fare dei passacarte a quelli che sono i decreti governativi, perché sapete molto bene che alla fine comunque ci mettono la fiducia. Renzi aveva detto mai più e in 80 giorni l'ha messa 7 volte la fiducia, quindi è un mai più relativo, e mettendo la fiducia costringe in buona sostanza i parlamentari a accettare quel decreto, perché sono molto pochi quelli che vogliono rischiare la propria poltrona. Voi capite che per 18.000 euro al mese, insomma, il posto è un buon posto, ecco. Ci mangia bene, ci trattano bene, quindi pochi sono quelli che vogliono andarsene. Quindi in buona sostanza noi da molti anni non facciamo più leggi di iniziativa parlamentare, ma continuiamo a rivedere quelli che sono i decreti, perché per legge in 60 giorni noi dobbiamo votarli. Possiamo anche bocciarli, attenzione, non è che siamo obbligati a convertirli in legge, possiamo anche bocciarli, ma praticamente questo non succede mai. Allora io, come diceva Federico, mi occupo come capogruppo in Commissione Industria, Commercio e Turismo, ho scelto di occuparmi di energia e di efficienza energetica. Efficienza energetica vuol dire fare le stesse cose che facciamo già adesso, però usando molta meno energia. La prima cosa importante che possiamo fare è quella della ristrutturazione edile, ed è importante perché potremo creare veramente centinaia e migliaia di posti di lavoro. Allora anche in questo caso, come diceva Federico, per l'80% delle situazioni noi dobbiamo recepire proprio questo mese una direttiva che ci dà una serie di risultati da raggiungere e ci indica una serie di misure da compiere. Un risultato che dobbiamo obbligatoriamente raggiungere sarà efficientare il 3% degli edifici pubblici ogni anno. Quindi voi capite che si tratta di moltissimo lavoro potenziale che possiamo creare dal nord al sud, perché naturalmente gli edifici ci sono dappertutto. Allora in questo settore un risultato forte l'abbiamo già ottenuto, perché quella detrazione fiscale del 65% che voi potete utilizzare appunto se mettete il cappotto, la pompa di calore, le doppie finestre, questa detrazione fiscale sarebbe dovuta terminare il 31 dicembre dell'anno scorso. E siamo riusciti con notevoli sforzi e pressioni a stabilizzarla fino a giugno del 2016, 65% quest'anno, il 50% l'anno prossimo e il 36% fino a giugno del 2016. Adesso il vice ministro De Vincenti ha detto e anche scritto che bisognerà renderla ancora più stabile. Grazie tante. Questa è una misura che in inglese si dice win-win, in italiano molto semplicemente vincono tutti, cioè questa è una misura nella quale tutti hanno dei vantaggi e quindi perché non stabilizzarla? Noi diciamo banalmente squadra che vince non si cambia. Questa è una misura in cui lo Stato, e lo sappiamo per iscritto, siccome abbiamo già utilizzato 3 volte questo ecobonus, questa detrazione fiscale, quindi abbiamo già tutti i conteggi, noi sappiamo che a fronte dello sforzo iniziale con cui lo Stato si toglie una parte della tassazione, appunto concedendovi di detrarre il 65%, il volume di affari che si genera e tutto il nero che emerge è tale che supera ampiamente lo sforzo iniziale. Quindi lo Stato alla fine dei conti incassa di più in termini di IVA. I cittadini sono contenti perché possono fare un'operazione di efficientamento della casa detraendo il 65%, le aziende sono ovviamente estremamente contente perché vendono di più, c'è molta più richiesta, quindi perché non farla? Ma è semplice, perché un edificio ben efficientato consumerebbe molta meno energia, molto meno gasolio, molto meno metano, molta meno corrente elettrica che si fa con il metano, che si fa con il petrolio d'estate.
Quindi questo è il motivo per cui ancora una volta il 3 giugno dell'anno scorso avevano bocciato questa norma e abbiamo dovuto insistere. E questo è il motivo per cui c'è ancora questa titubanza per renderla stabile fino al 2020, perché ci sono i soliti grandi interessi dietro. E qui non si parla di grandi appalti, perché capite che ogni cittadino ha la sua casa, ogni municipalità ha i suoi edifici, ma qui non si tratta di costruire la TAV o il ponte sullo stretto di Messina. Quindi, come al solito, c'è una lobby dietro che spinge affinché noi continuiamo a consumare gasolio a più non posso. Allora l'Italia dipende dall'estero per l'80% delle sue importazioni. Noi abbiamo una bolletta energetica che è qualcosa come 70 miliardi circa all'anno. Oggi è una bellissima giornata di sole. Io sono qui che sono bello al caldo e come ogni volta quando è estate io comincio a pensare a quanto stiamo sprecando. Voi sapete, ogni metro quadrato il sole ci regala 1 kilowatt. Ogni metro quadrato il sole ci regala 1 kilowatt. Voi a casa sapete avete il contatore da 3 kilowatt. Adesso i pannelli fotovoltaici hanno una resa del 15-16%, per cui ci vogliono 4, 5, 6 metri a seconda della posizione per fare 1 kilowatt. Però se noi, e un domani ci arriveremo, riuscissimo a catturare tutta la radiazione solare, basterebbero 3 metri quadrati per riuscire a tenere in piedi la nostra abitazione. Tra l'altro sono particolarmente triste perché sapete 3 giorni fa è successo quell'incidente terribile in Turchia. Ci sono centinaia di morti che sono morti inutili, sono morti totalmente inutili, gente che ancora scava carbone, ancora scaviamo carbone che è una tecnologia di 2 secoli fa e tutto questo è inutile perché abbiamo già adesso l'ultimo dato, ve lo do a marzo di quest'anno noi abbiamo prodotto a livello elettrico il 43% dell'elettricità. Il dato dell'anno scorso è 33%, quindi l'anno scorso 1/3 della nostra corrente elettrica è stata prodotta tramite le rinnovabili. Ora voi capite bene quanto stiamo rompendo le scatole alle grandissime produttrici di fossili, alle estrazioni, ai distributori di energia elettrica. Forse non lo sapete, il prezzo all'ingrosso della corrente elettrica è calato del 40%, non il 4%, è calato del 40%, però in bolletta noi non ci accorgiamo di niente, perché quello che cala durante il giorno, che c'è una grandissima produzione appunto soprattutto dal fotovoltaico, poi le utility se lo riprendono di sera, alzano il prezzo di sera. Gli incentivi sono comunque, gli oneri sono comunque aumentati, le tassazioni sono comunque aumentate, quindi alla fine purtroppo per il cittadino normale la bolletta è rimasta cara come prima. Noi consumiamo 1/3 come energia elettrica, spannometricamente 1/3 come riscaldamento e refrigeramento e 1/3 per la logistica, quindi in buona sostanza automobili, camion, eccetera. Quindi dobbiamo sempre comunque moltiplicare per 3, perché 1/3 è la corrente elettrica, 1/3 il riscaldamento e 1/3 la logistica, che si sposteranno comunque anche queste sull'elettrico, quindi abbiamo ancora grandissimi lavori da poter fare e da dover fare, partendo naturalmente dalla primissima cosa per noi, per il nostro movimento, per il nostro programma, che è quella comunque di risparmiare e efficientare, quindi ripeto, fare le stesse cose con una minore quantità di energia. Allora, questo risultato del 65%, ripeto, l'abbiamo già ottenuto. Adesso si tratta di tenere le antenne sollevate, le orecchie aperte, per quanto riguarda i fondi che verranno creati con il recepimento di questa direttiva, fondi sempre per fare le operazioni di efficientamento energetico. Cioè, noi a maggio adesso dobbiamo recepire, andremo a giugno ormai perché ci sono le elezioni, dobbiamo recepire questa direttiva prevede che vengano istituiti dei fondi, perché va benissimo avere la detrazione fiscale, ma se letteralmente non ho i soldini per fare l'intervento, della detrazione fiscale non me ne faccio un granché. Allora, per esempio in Francia dal 2008 c'è un meccanismo automatico per cui
faccio un intervento per il quale ho diritto all'eco bonus di detrazione fiscale, bene, ho diritto anche a un eco prestito, vado in banca, mi fanno il prestito a tasso zero perché lo Stato paga gli interessi. In Germania c'è direttamente una banca pubblica che eroga direttamente al privato. Noi potremmo fare queste cose con Cassa Depositi e Prestiti, e qui apro una parentesi. La politica da moltissimi anni vi dice non abbiamo risorse. Adesso l'altro giorno anche Renzi ha detto non è vero, ne abbiamo le risorse. Infatti risorse volendo ne abbiamo, e come? Allora, due cifre, la prima è quella sulle spese militari. Quest'anno, solo esclusivamente quest'anno, non parlo degli F-35, parlo in generale tutto il comparto difesa, quindi anche polizia, carabinieri, tutto il reparto difesa, spenderemo 23,6-25 miliardi di euro. Detta in lire sono 150 miliardi di lire al giorno. 150 miliardi di lire al giorno per tenere in mano il settore difesa. Forse sono un po' tantini, forse qualche risorsa la possiamo spostare in qualche cosa di maggiormente prioritario. Poi abbiamo la famosa Cassa Depositi e Prestiti, famosa perché viene sempre tirata in ballo, e ci credo, perché in tasca di risparmio vostro, di risparmio di 26 milioni di italiani, questa cassa ha 235 miliardi. 235 miliardi che sono soldi letteralmente, fisicamente vostri, soldi di 26 milioni di correntisti presso le poste. Le poste appunto poi li portano in Cassa Depositi e Prestiti. Questi sono soldi vostri che la Cassa presta agli amici degli amici. Quindi soldi vostri che anziché essere utilizzati per il bene pubblico vengono utilizzati per far business. Questa Cassa è stata creata 160 anni fa, per 150 anni ha fatto un unico lavoro, che era quella di prestare con tassi molto convenienti e con durata molto allungata alle municipalità, agli enti pubblici, in maniera che potessero costruire le fogne, le strade, i ponti, tutte le opere pubbliche. Nel 2003 c'è stato il governo Berlusconi, e con Tremonti hanno deciso di far diventare questa cassa SPA, di diritto privato. Mentre prima il 100% era il Ministero del Tesoro, adesso è l'80% del Ministero del Tesoro, il 20%, 18 e rotti, sono di fondazioni bancarie. Fondazioni bancarie che hanno la facoltà di eleggere il presidente, che è un certo Franco Bassanini, che contemporaneamente è anche presidente di Metroweb. Quindi lui, e Metroweb è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi lui è presidente della controllata e della controllante. Quindi i soldi ci sono, ovviamente vanno usati per il bene comune, invece Cassa Depositi e Prestiti da 10 anni a questa parte è diventata una banca nel senso negativo del termine, che fa assolutamente i suoi affari cercando di guadagnare il più possibile e il più velocemente possibile. Nel 2012, che è stato, come sapete bene, un anno di lacrime e sangue per tutti, la Cassa ha fatto 2 miliardi e mezzo di utile e 1 miliardo lo ha distribuito alle fondazioni bancarie. Allora, anche Burlini prima parlava di Bruxelles, di Europa, di banche. Io aggiungo solo 2 cose. È importantissimo che noi andiamo in forze e che andiamo con le idee chiare su quella che è lo strapotere delle lobby finanziarie che ci sono a Bruxelles. A Bruxelles ci sono 1700 lobbisti che tutti i giorni hanno come unico compito quello di andare presso tutti i funzionari pubblici e spingere affinché la legislazione sia scritta in una determinata maniera. Dopo la grande crisi del 2008, che fra l'altro non ci ha insegnato niente e noi adesso siamo presi come prima e peggio di prima, perché tutta la situazione che si è avverata nel 2008 c'è anche adesso, peggiorata. È tutto peggiorato, i soldi circolanti sono aumentati, le grandi banche sono sempre meno, sempre più grosse, i grandi dirigenti sono sempre meno, guadagnano sempre di più, non abbiamo imparato niente, non abbiamo preteso nessun cambiamento. Allora dicevo, abbiamo questi 1700 lobbisti che tutti i giorni fanno pressione, quindi voi capite adesso perché abbiamo firmato il Fiscal Compact, il MES, il 2-pack, il 6-pack, eccetera. C'è un documento ufficiale dell'Unione Europea
che era stato redatto dopo la crisi del 2008 per spiegare che cosa era successo, e questo documento dice una serie di cose. A un certo punto, aperte virgolette, la funzione legislativa è stata delegata ai funzionari delle imprese private. La ripeto più lentamente: la funzione legislativa è stata delegata ai funzionari delle imprese private. Detta un po' più in padano, le leggi le hanno scritte i direttori di banche ed assicurazioni. Questo è. Nel 2010 ci sono stati 100 europarlamentari, non so se c'era anche Iva Zanicchi, comunque 100 europarlamentari, che hanno scritto una lettera aperta alla Commissione, perché dovete sapere che il Parlamento europeo ha poco potere, mentre la Commissione ne ha moltissimo, perché è la Commissione che decide quali leggi vanno discusse. Hanno scritto questa lettera dicendo: per cortesia istituite un organismo che faccia da controlobby, contro la lobby finanziaria, perché noi europarlamentari ci rendiamo conto di quanto potente sia. Quindi voi capite che 100 europarlamentari non grillini che scrivono alla Commissione questo documento pubblico significa che la situazione è veramente grave. Siamo di fronte a lobby finanziarie che hanno un potere immenso, che veicolano quantità di denaro immense. Voi pensate che in 5 giorni i mercati finanziari fanno delle transazioni che corrispondono a un anno di economia reale. Loro la fanno in 5 giorni. Un anno di economia reale, loro la movimento in 5 giorni, e sono tutte scommesse, sono tutte speculazioni che non hanno niente a che vedere con la vita reale. I 2/3 delle transazioni che vengono fatti a Wall Street sono fatti in totale autonomia dai computer, in poche frazioni di secondo. Ci vogliono 0,2 millisecondi per fare una transazione finanziaria. Quindi noi andiamo a Bruxelles con le idee chiare su quelle che sono questi strapoteri, queste grandi lobby. Abbiamo dei candidati che, come avete sentito, sono preparatissimi, quindi supportateli il più possibile, fateli conoscere, parlate con gli amici e vediamo di fare anche questo passo ulteriore. Grazie. Grande Gianni, sempre precisissimo. Marina, se tocca a te, Marina Vercelloni, candidata a sindaco a Farra con una bellissima lista, che io ringrazio per averci accolto oggi, di aver organizzato questi banchetti, e ti passo la parola. Grazie mille. Grazie. Bene, grazie a voi di essere venuti qui e di aver partecipato, grazie. E sono persone importanti, per dire, però insomma sono ospiti importanti. Allora, grazie ancora al pubblico. Non sono una grande oratrice, io non sono abituata, mi abituerò con tempo, però sono molto stimolata a fare questo sforzo di parlare, perché è necessario al tempo che corriamo tutti i giorni anche nella nostra terra. Abbiamo sentito parlare di Europa e adesso scendiamo un po' nel particolare di Farra, perché anche Farra c'ha qualcosina da mettere a posto, naturalmente, no? Non soltanto il grande territorio, ma anche il piccolo territorio, noi. Innanzitutto mi presento, perché magari qualcuno non sa ancora chi sono. Io ho 39 anni, vengo da Corso Martino, sono un'agronoma tropicalista, mi sono laureata a Firenze nel 2003. E ho un figlio che è qua che gioca. Oggi è una bellissima giornata perché ci sono anche i banchetti ludici, e questo è simbolico di che cosa vuol dire anche il Movimento 5 Stelle, che teniamo conto anche delle persone da 0 a 99 anni. E dopo che ho studiato, insomma, io sono sempre stata interessata al volontariato, il volontariato estremo, direi così, perché sono partita a 19 anni in Guinea-Bissau, in Africa, sono andata a fare la maestra, avevo 70 bambini, erano tutti uguali, per me era la prima esperienza perché non ero appena diplomata in magistrali, volevo appunto andare a fare la maestra in Africa, ed è stata una grandissima scossa per
verso quelle popolazioni che avevano un sacco di bisogno, e quindi dopo, quando sono tornata, mi sono laureata e ho insistito verso quel settore lì, che mi ha portato 10 anni all'estero con le cooperazioni internazionali, con le organizzazioni non governative, e sono stata in Chad, in Congo ex Zaire, in Guinea-Bissau, in Camerun, tutti i paesi più toccati dai disastri che sono stati creati dai politici che ogni volta che torno a casa da questi viaggi, da queste missioni, mi rendo conto che gli stessi meccanismi che vedevo e che vedo quando sono giù a lavorare, li trovo qui, in questi personaggi che si sono incollati alle loro sedie e che ci hanno quasi messo in ginocchio al giorno d'oggi. Ci sono i problemi che conosciamo, ci sono i suicidi di Stato, ed è uno dei motivi fondamentali che mi spingono verso questa attività che mi sono messa a fare adesso, perché io non riesco a ho una certa empatia verso i problemi, quindi in Veneto, che se ci guardiamo attorno siamo pieni di ricchezze, non ci possiamo permettere che ci siano persone che si tolgono la vita perché rimangono senza lavoro. Non ci si può permettere questo. E quindi il movimento è un posto dove io mi sono trovata bene, perché dal punto di vista etico e sociale rispecchia appieno le mie visioni. Mi sono sempre mossa per popolazioni che avevano problemi di guerra e di fame, eccetera, e qui in Italia abbiamo il movimento per non cadere in quelle situazioni lì. È un'ottima opportunità il 25 di maggio, in cui io compio 40 anni, di votare per il cambiamento. E poi volevo un attimo fare chiarezza su una cosa di Farra, perché noi abbiamo scritto un programma che poi magari anche gli altri candidati vi esporranno in dettaglio. È un buon programma, tanto buono che ce l'hanno copiato, non hanno neanche fatto lo sforzo di cambiare la parola, hanno messo le stesse parole, gli stessi concetti, e questo ci fa piacere. Però ogni tanto io dico, ma chissà se queste persone qui, che sono state su 15 anni a Farra, conoscono il vero senso della parola della sostenibilità, per esempio in agricoltura, che tutta la popolazione locale a volte è preoccupata e gli dice guardate che qua ci sono dei problemi, e che invece si sente rispondere, si è sempre sentita rispondere picche in alcuni casi, e adesso vogliamo vedere che dicono e sventolano questi bei programmi di appunto sostenibilità agricola. Voglio vedere come si comporteranno poi alla fine. Comunque io volevo precisare una cosa, di che cosa sta succedendo, e volevo che i cittadini di Farra avessero chiaro quello che sta succedendo, nel senso che negli anni passati le 3 amministrazioni precedenti avevano questa facoltà di espropriare, no? Perché era anche legale in Italia. Hanno espropriato i nostri terreni, ma oggi Farra sta vivendo un rischio enorme di commissionamento del comune e di possibile fallimento. Allora, che sia chiaro ai cittadini che se votate me, se votate un altro, potrebbero star su un mese e dopo andare via perché viene commissionato il comune. E perché siamo arrivati a questo punto? Ci potevamo non arrivare, ma sicuramente ci potevamo non arrivare. Sì, adesso sono le 5. Ci potevamo non arrivare perché quando, la legge era appunto verso alle fine degli anni 90 si poteva dire noi per il bene comune prendiamo questa terra, noi comune per il bene comune di tutta la popolazione prendiamo questa terra. Ma noi come l'abbiamo gestita questa cosa? L'abbiamo gestita in una maniera aggressiva, nel senso che l'allora sindaco diceva tu prendi questi soldi, se non sei contento mi denunci, e infatti quelli che sono stati espropriati l'hanno denunciato. Però poi è successo che in Europa è venuta fuori la legge che diceva bene, adesso quelli che sono stati espropriati devono essere pagati nella maniera equa. Allora, se l'amministrazione successiva che veniva a sapere che
che ha saputo di questa legge già allora applicava un metodo di incontro verso la persona che era stata espropriata, cominciando a pagare equamente, cosa che non aveva fatto questa amministrazione equamente le cose, noi molto probabilmente non avremo ad oggi un debito di 20 milioni, ma forse ce lo saremo già estinto nella prima amministrazione, quella, non vorrei dire i nomi, ma insomma praticamente se cominciavano a pagare il debito anni fa, quasi 10 anni fa, oggi non saremo a livello di fallimento, perché questi anni qui loro hanno continuato a spendere, espandere e fare i loro programmi e hanno sempre tirato via questa storia qui e quindi questa cosa qui si è ingrandita e adesso rischiamo con 20 milioni di euro per Farra, che è un comune piccolo e che non è che ci siano nelle tasche del comune, di rischiare veramente grosso. Quindi secondo me il mio obiettivo è quello di arrivare all'interno dell'amministrazione per chiudere nettamente con questa caratteristica qui locale, che è fatta un po' di partitismi, di famiglie, di meccanismi che danno gli appalti a una ditta piuttosto che l'altra, perché viene sempre fuori che è vero che ci sono anche qui, anche nel nostro piccolo, sono 15 anni che ci sono le stesse persone nelle liste degli avversari e la popolazione locale lo sa perfettamente chi è e chi non è. Noi invece presentiamo una lista completamente nuova, con persone completamente nuove, slegate da questi concetti. Noi siamo tutti professionalmente preparati e quindi stanno andando, infatti stanno già andando, hanno capito che arriviamo noi. Bene, adesso io presenterei, avrei finito, ecco, il mio obiettivo principale è entrare in comune, scoperchiare i problemi, vedere bene chi c'è, cosa non c'è, tirare fuori queste cose qui, tagliare con gli sprechi, cambiare tipologia di amministrazione e essere molto più trasparenti. Abbiamo il progetto di fare entrare il cittadino nel consiglio comunale prima di prendere le decisioni, cioè deve dire la sua. Noi dobbiamo continuare a fare riunioni come la stiamo facendo sul territorio, dove il cittadino dice prima di firmare un contratto se è d'accordo a fare il marciapiede XY oppure se non è d'accordo, perché i soldi in comune sono sempre limitati e non si può spendere su alcune opere che non interessano a nessuno, perché dobbiamo fare il piacere alla ditta XY. Eccoli qua. Marina, un po' più vicino. Sì, un po' più vicino. Bene, adesso c'è tutta la squadra che aiuterà a arrivare a questo obiettivo qui e vi presento, anzi si autopresentano, io direi, e passo la parola allora al primo che è qui. Eccolo. Francesco Checcarelli, un applauso da Federico D'Inca, un onore immenso, grazie Fede, grazie di essere qui, noi siamo qui per fare qualcosa insieme a voi, abbiamo bisogno del vostro sostegno, partecipate, spargete il verbo, vinciamo noi e a presto, grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io mi chiamo Cati Denardi e anch'io, come diceva Francesco e come tutti coloro che sono intervenuti oggi, abbiamo voglia di metterci in gioco, di fare qualcosa. Qui arriva anche Sofia a sostenermi. Ecco, anche per lei e per gli altri miei 2 figli io oggi sono qui perché credo tanto che la salute di noi cittadini debba essere assolutamente considerata. Come diceva Francesco prima, c'è il problema dell'agricoltura, dell'irrorazione pesante e massiccia con fitofarmaci di sintesi. Questo è un problema, una problematica che a me sta molto a cuore, cercherò con forza e onestà di portarla avanti nel rispetto delle regole
e pensando anche ad un biodistretto d'eccellenza per il nostro territorio che sicuramente ci proietterà in un'economia internazionale migliorativa per tutti. Quindi grazie a tutti e speriamo di vederci anche in comune. Buonasera a tutti, sono Ciampanereo, sono entrato in questo movimento a 57 anni, sono il più vecchio di tutta la lista, sono entrato in questo movimento per vedere di cambiare un po' il nostro paese, perché ho visto tutte le liste hanno presentato il nostro programma, che tutti vogliono cambiare, e non so che cosa cambino, perché in pratica cambiano quello che hanno fatto loro fino adesso. Di conseguenza spero che capiate che l'unico cambiamento siamo noi. Ecco, vi ringrazio tutti. Bisogna stare qua. Sì, buonasera a tutti, io sono Alessandro Sartori, abito a Col San Martino, anch'io mi presento con queste magnifiche persone che sono qui con me, perché ho voglia di cambiare e fare finalmente qualcosa di utile per questo comune. E ringrazio gli esponenti del Movimento 5 Stelle che sono venuti a sostenerci, perché finalmente, essendo persone competenti, siamo riusciti a portarli a Roma, nonostante una legge elettorale che era una schifezza, non diciamo altro. Veramente, cioè, portare competenza con quella legge poteva farlo solamente un movimento che guarda alla competenza delle persone e non ad altri interessi. Lo vogliamo fare anche qui in comune, di fare di Soligo. Io mi occuperò in prevalenza di risparmio energetico, che sia la nostra lista quella che vince o no, noi ci occuperemo lo stesso di questi problemi, faremo proposte concrete. Qui nessuno negli ultimi 20 anni ha mai pensato di vedere dove vanno spesi i soldi e dove se ne vanno i kilowatt elettrici o termici degli edifici comunali, e ci siamo accorti che promettono risparmio energetico e si vantano anche nell'ultima campagna elettorale di aver ottenuto risparmio energetico, quando invece le bollette sono salite di almeno 10-15% negli ultimi anni, di anno in anno di 10-15%. E quindi queste sono frottole, e noi vogliamo invece fatti concreti, per cui io darò il massimo su questo. Bravo Alessandro! Salve a tutti, mi chiamo Petr Konstantin, ho quasi 23 anni, li compio martedì. E niente, sono da Col San Martino e niente, volevo solo ricordarvi che la cosa principale è l'onestà e la trasparenza, a mio parere. Ciao a tutti, mi chiamo Alessia Giotto, ho 26 anni e a marzo mi sono laureata in farmacia. Ho sempre pensato che i termini giovani e futuro andassero a braccetto e fossero un binomio sicuro, ma ora non ho una visione così chiara del mio avvenire, così come di quello degli altri. E quindi sono stanca di sotterfugi, bugie, corruzione, e ho aderito al Movimento 5 Stelle perché in esso ho ritrovato la speranza di buoni principi, valori totalmente contrapposti a quelli che ho citato prima, come benevola complicità, meritocrazia, collaborazione, aiuto reciproco. Finalmente riesco ad intravedere un futuro migliore se attraverso il movimento riuscissimo a metterli in pratica. Finalmente i giovani si riapproprierebbero del loro futuro, proprio perché non è giusto e non trovo che sia corretto rubare il futuro a noi ragazzi. Non è giusto che noi dobbiamo intrappolare il nostro futuro all'interno di un sogno, di un'utopia. Dobbiamo avere la possibilità di realizzarci. Quindi sono arrabbiata e delusa nei confronti di tutti questi sprechi. Invece di tagliare, evitiamo questi sprechi. In particolare vorrei occuparmi di istruzione e soprattutto della messa in sicurezza degli edifici scolastici. Vorrei occuparmi del trattamento di temi importanti come il bullismo, ovviamente la dipendenza da videopoker, il corretto utilizzo delle nuove tecnologie, e mi piacerebbe educare i ragazzi alla stagionalità dei prodotti agricoli che mangiamo, in particolare di quelli locali, e inserire quindi nelle mense il consumo di prodotti biologici, possibilmente a chilometri zero, come ad esempio ha fatto la Regione Emilia-Romagna.
o il Friuli Venezia Giulia, e poi chiaramente aiutare le famiglie, venire incontro alle loro esigenze, istituire dei nidi, magari un nido comunale o dei nidi famiglia, per venire incontro appunto a queste famiglie che si ritrovano a vivere in periodi di ristrettezza economica e frenetici, dove è difficile far combaciare le vite di ogni membro della famiglia. Questo è quello che mi propongo nel campo dell'istruzione. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Micheletto, ho 24 anni, faccio l'imbianchino e credo che il Movimento 5 Stelle sia un mezzo di cui tutti possono usufruirne. Ovviamente più gente ne usufruisce, più questo mezzo acquista forza. Io credo che purtroppo viviamo, non c'è più il senso di comunità, la piazza sta morendo, la gente va nei centri commerciali, non conosce neanche più il proprio vicino di casa, invece che riparare le cose butta via e compra qualcosa di nuovo. Questo non va bene, la vera ricchezza sta nella cultura, a mio parere, e dobbiamo ripartire da questo. Ho finito, grazie. Ciao a tutti, sono Luca Bottega, il secondo Luca della lista, ho 26 anni, abito qui a Soligo, una frazione qui vicino da sempre, e mi sono candidato seguendo un consiglio di un vecchio signore chiamato Sandro Pertini, che nell'allora 81, in un discorso ai giovani di fine anno, fece a quelli che adesso sono grandi, perché dall'81 ad oggi sono passati un bel po' d'anni, e premeva perché questi giovani si buttassero in politica attivamente, che facessero il loro, che cambiassero quel marciume che vedeva sotto i suoi occhi e che vediamo ancora oggi. Abbiamo visto recentemente il caso genovese, non ho parole, un deputato, se così si può chiamare, del PD, della maggioranza, con 53 capi d'accusa sopra la testa. Queste cose non devono esserci in politica, non nella nostra politica. E noi ci battiamo anche per questo, io qui mi batto nel mio piccolo anche per questo, per portare avanti delle nuove idee, dell'innovazione. Abbiamo una frazione totalmente scoperta dalla banda larga, la DSL. Non avere ADSL oggigiorno vuol dire essere scollegati. Non avere internet vuol dire non avere comunicazione diretta, sana. Abbiamo telegiornali che trasmettono quello che vogliono dall'alto, dal partito, dai partiti che ci governano, fra virgolette, fittiziamente. La DSL, internet, è possibilità di comunicazione, è possibilità di avere nuove idee, nuove informazioni, di mettere in contatto persone. E questa è una delle piccole e tante idee che abbiamo voluto portare avanti, ma ci sono anche altre idee, come Burlini prima citava, anche le idee di start-up, coalizzare persone. Noi non vogliamo questa evoluzione, vogliamo un'altra evoluzione, vogliamo un turismo sostenibile, vogliamo che i nostri bambini, che loro corrano su quelle colline e non blindati in casa perché il sabato pomeriggio passano l'elicottero rasente il terreno ad irrorare questo tipo di agricoltura. Questa non è agricoltura, questa non è agricoltura sana, perché poi il vino ce lo beviamo e viene a contatto con il nostro corpo. Noi vogliamo un'altra realtà, noi vogliamo un altro futuro, ma non per me, ma per tutti noi. Siamo una comunità, dobbiamo tornare comunità e dobbiamo farlo in modo sostenibile. E questa è una grande opportunità, il Movimento 5 Stelle è la vostra opportunità. Passo la parola a Massimo, grazie, ciao. Buonasera a tutti, sono Massimo Me, sono un ingegnere di Col San Martino. Scusate. Niente, io penso che gli originali siamo noi, ci copiano tutti le nostre idee, ma penso che alla fine per realizzarle bene dovete andare da quelli che le hanno pensate in tutti questi mesi. Se dovete fare una pista ciclabile vale la pena che veniate da noi, perché noi le abbiamo pensate e ci abbiamo messo del tempo, insomma, per pensarle anche bene, come altri magari non hanno fatto. Questa è una cosa, e l'altra cosa è che se ci votate vinciamo noi, ma vincete anche voi. Ciao a tutti. Ecco, praticamente avete capito che abbiamo già vinto, perché questa gente qua non ce n'è per nessuno. Per cui
adesso la Marina finisce un attimo, dopodiché ci saranno i ragazzi che suonano lì, c'è da bere e da mangiare, per cui chi vuole fermarsi, grazie. Grazie, avete visto che bella squadra, io sono orgogliosa di questa squadra, sono proprio forti, e ringrazio, grazie, siete bravi, e siamo uniti e forti. Allora, ringrazio la pizzeria che ci ha ospitato, ringrazio ancora voi. Ricordo che domani facciamo una marcia in bicicletta che parte da Corso Martino e viene giù fino a Soligo per vedere com'è la situazione delle piste ciclabili, che si vantano di aver fatto, ma ogni tanto si rischia la vita e i soldi li hanno spesi, per cui insomma vogliamo fare questa cosa, chi vuole venire è ben accetto. E avevamo detto grazie e sì, ci vediamo dopo semmai. Arrivederci. Allora io volevo chiudere con quello che mi sento ogni volta in ogni piazza di potervi dire. Prima vi ho detto che c'erano un suono delle campane prima, campane a festa. Ogni volta, io continuo a dirlo, per me le campane a festa suoneranno il 26 maggio. Ogni volta lo ripeto perché sono un suono splendido, ogni volta che suonano mi ricordano l'infanzia, mi ricordano un senso di pace, un senso di cambiamento anche, perché comunque è una festa. Il 26 maggio noi vogliamo fare festa, a Farra di Soligo, a Castelfranco, a Montebelluna, noi vogliamo fare festa a Pederobba, a Unigo, ovunque vi sia la possibilità che le campane suonino a festa, perché il Movimento 5 Stelle avrà vinto le prossime elezioni europee, perché potrà portare all'interno di questa amministrazione un sindaco come Marina che ha la volontà di poter far bene con una bellissima squadra al suo fianco. Noi vogliamo sentire queste campane che suonano a festa e per questo motivo io mi faccio in quattro con Gianni, con Giorgio e con tutte le persone delle liste, appunto 72 liste nel Veneto. Ogni portiamo fuori i volantini, abbiamo fatto l'attacchinaggio, io ho fatto 4 comuni l'altro giorno, ho preso la mia scopa, la mia colla, ho preso mio padre che mi segue in questa avventura e ci attacchiamo i nostri cartelloni, lo facciamo con fiducia, la stanchezza non importa, dormi 3 ore, dormi 4 ore al giorno, non importa, dobbiamo riuscire a vincere le prossime elezioni. Per far questo però non basta probabilmente il sacrificio mio, di mia moglie che mi segue ogni giorno in questo lungo viaggio attraverso il Veneto, ci serve il vostro aiuto. Ci serve il vostro aiuto perché è fondamentale, se noi vogliamo cambiare in questo momento il nostro paese, per i bambini, per le nuove generazioni, per avere un futuro diverso anche noi stessi nei prossimi 30-40 anni, dobbiamo farlo a partire dal 25 maggio e lo si fa insieme, lo si fa cercando di convincere una persona che in questo momento non è qui perché è a casa, perché il 25 maggio non andrà a votare, perché gli europei sono una cosa lontana, gli europei non mi interessano, gli europei sono qualcosa che non ho mai sentito mio, passerà una bella giornata come oggi, io vado al mare, vado a camminare in montagna, no, gli europei hanno un valore fondamentale quest'anno e quindi occorre prendere queste persone, convincerle, cercare di spiegarle perché abbiamo fatto 7 punti, che ci possa dare una fiducia nuova, concreta, costante, perché noi ce la metteremo tutta per poter cambiare questo paese. Allora io ogni volta potremmo chiudere con un vinciamo noi ed è sempre, e io ne sono convintissimo, però mi sento di dire una cosa diversa. C'è una parola diversa che deve entrare all'interno del nostro DNA, una forma di comunità, e la parola secondo me sacra all'interno della comunità, è la parola aiutiamoci. Aiutiamoci a convincere una persona in più, aiutiamoci a poter sentire le campane a festa il 26 maggio, aiutiamoci. Questo è un momento fondamentale per questo Paese e io non posso chiudere con nessun'altra parola. Aiutiamoci. Grazie. Vi ricordo che per il voto si mette una X sul simbolo e per le europee vi sono 2 voti che vanno per genere, in questo facciamo un esempio, 2 voti per genere maschile e 1 per femminile, o altrimenti 2 femminili e 1 maschile. È valido un voto di genere o 2 voti dello stesso sesso. Vi chiedo di andare a votare. Grazie.